Andrea Trione, BPTV, siamo qui con Mister Didu della Pro Palazzolo. Intanto congratulazioni mister, complimenti per la vittoria. È arrivata la vittoria, la prima stagionale contro una squadra storica come il Chievo, che si sa ha delle ambizioni importanti come del resto le avete voi. Le chiedo quali sono le sue sensazioni dopo questa vittoria arrivata tra l'altro con una mossa tattica sua dalla panchina, se è contento della prestazione dei ragazzi. Innanzitutto grazie, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi, alla squadra che ci ha creduto, voleva portare a casa una vittoria davanti al nostro pubblico in una partita storica, secondo me con una bella cornice di pubblico, una partita che sembrava quasi per lo spettacolo del pubblico di categoria superiore. C'era molta tensione, eravamo un po' figli della partita di domenica scorsa, però col passare dei minuti ci abbiamo creduto, ci siamo riusciti a portarla a casa, che era la cosa più importante di oggi, e dobbiamo ripartire dallo spirito che ho visto soprattutto alla fine. Dopo il vantaggio volevamo veramente soffrire con grande umiltà per portare a casa una vittoria importante. Lei parla di spirito, io voglio entrare per lo più nella parentesi tattica della partita. Le volevo chiedere com'è nato il cambio di Boschetti. Ha messo Boschetti sulla sinistra con caratteristiche più offensive, ha spostato Armati sulla destra. Come le è venuto insomma dalla panchina? Cosa ha visto? Noi siamo lì, dobbiamo cercare di non fare danni, lo dico tante volte l'allenatore viene criticato per il cambio, alle volte ci azzecca, noi siamo lì cercando di dare una lettura alla partita, poi col senno di poi è troppo facile. Oggi, ripeto, il merito non è mio, ho cercato di dare più spinta sugli esterni. Moschetti è un giocatore che abbiamo recuperato, un giocatore che è molto incisivo, un giocatore che può giocare da quinto, da quarto, da mezzala, un giocatore che, ripeto, incide, e oggi poteva fare gol Ceravolo prima, poteva fare gol Danilo prima, e lui quando calcia in porta Bosche ha veramente il mirino, quindi ripeto, non è bravura mia, ma è bravura dei giocatori in campo e dei giocatori che hanno voluto e hanno cercato questa vittoria fino alla fine. Bene, grazie mille mister, bocca al lupo. Andrea Trione, BPTV, siamo qui con mister Pontarolo del Chievo. Mister, arriva la seconda giornata, la prima sconfitta stagionale su un campo molto difficile contro una squadra forte, però voi comunque tutto sommato avete retto bene, siete partiti forse anche meglio, i primi 20 minuti stavate bene in campo, facevate girare bene la palla, è mancata forse un po' di precisione sotto porta negli ultimi 30 metri, le chiedo questo in generale nel corso della partita. Sì, toglierei anche il tutto sommato, noi abbiamo retto veramente bene e ti dico, abbiamo fatto un'ottima partita anche a livello di gioco, abbiamo avuto anche situazioni per andare in vantaggio, poi non siamo riusciti a sfruttare l'episodio, quello che ha fatto molto bene il Palazzolo. Palazzolo che degli episodi ha fatto tesoro, mi viene in mente la parata sul calcio d'angolo vostro, miracolo del portiere, poi Ceravolo si sa se ha un'occasione non sbaglia, i movimenti li fa sempre giusti, sa impensierire le difese. Voi comunque da cosa ripartirete per la prossima partita col Fanfulla? Cosa prende di buono da questa prestazione? Di buono dobbiamo prendere lo spirito, no? Lo spirito che abbiamo, l'energia che abbiamo messo in campo contro un avversario forte, però ripeto, prestazione positiva. Poi l'episodio è stata una lettura sbagliata su una palla distante alla porta, dopo loro sono stati bravi a concretizzare l'azione, però noi dobbiamo continuare su questa strada qua, cioè diventa difficile dirlo dopo un risultato non positivo, però noi oggi abbiamo fatto veramente una buona partita. Bene, grazie mille mister.